Buongiorno a tutti. Volevo ringraziare da parte dell'assessorato alla cultura il Comune di Vittorio Veneto e il progetto Stimularte per averci ospitati oggi a presentare i nostri interventi nell'ambito delle imprese culturali e creative. Quello che racconterò è un po' la storia che ha interessato la Regione del Veneto negli ultimi 7 anni di programmazione comunitaria e che ha visto una svolta sostanziale nell'approccio delle politiche regionali rivolte alla cultura. Lo farò sviluppando 3 punti principali, ovvero gli interventi finanziati nell'ambito della gestione regionale dei fondi strutturali, con particolare riferimento al POR-FESR 2014-2020. Farò un piccolo inciso su quelle che sono le potenzialità offerte dalla cooperazione territoriale europea, e siamo proprio in questo contesto in quanto Stimularte è un progetto sostenuto dal programma Central Europe, e farò anche un breve ma veloce accenno proprio per la richiesta di informare il territorio e gli stakeholder di settore sulle opportunità che si possono trovare anche in programmi a gestione diretta, gestiti quindi direttamente dalla Commissione. Nella presentazione di quella che sono stati i finanziamenti principali regionali in questo settennio, ho voluto utilizzare un meccanismo che è quello presentato da Simon Sinek nel suo libro Cominciamo dal perché, ovvero non presentare prima l'azione, ovvero semplicemente cosa è stato fatto e quali ne sono i risultati, ma spiegarvi innanzitutto quali sono le motivazioni che ci hanno portato a fare questo cambio di rotta, o meglio questa biforcazione di rotta, valutando nuove politiche proprio per le imprese culturali e creative. Eravamo a cavallo di 2 programmazioni, la programmazione che si sta concludendo, avviata a fine 2013, ci poneva di fronte a delle scelte strategiche, poneva l'ente regionale nel suo complesso di fronte a scelte strategiche molto importanti su quelli che dovevano essere gli investimenti. Su 11 obiettivi tematici che erano stati posti all'epoca dalla Commissione europea come priorità di investimento, a livello territoriale la cultura non ricopriva una delle priorità strategiche primarie e quindi in una prima ottica non trovava alcuna fonte di finanziamento. Tuttavia la Regione in quella circostanza ha saputo cogliere da un lato un'opportunità inattesa, in quanto non avendo altre opzioni se non cercare nel bacino di priorità individuate dall'ente qualche spiraglio, dall'altro nel cercarlo trovava un territorio estremamente pronto, affiancato da diversi anni in alcune spinte, cioè il territorio di per sé cercava nel dialogo con la regione un supporto che lo portasse a lavorare in un ambito più strategico, più imprenditoriale e stava sempre meno chiedendo finanziamenti per singole progettualità, ma richiedeva interventi a medio-lungo termine, e quindi ha avviato un dialogo con questo territorio per capire se ci fosse la possibilità di dare seguito a iniziative nell'ambito di quelli che erano i finanziamenti strutturali per quel settennio. Quindi il perché è stata una congiunzione di sfortuna che si è rivelata una gran fortuna e gran lavoro svolto negli anni precedenti nel tenere rapporti stretti col proprio territorio. Come? Una cosa che vi servirà anche poi quando parleranno le persone dopo di me, nella presentazione sia del fundraising che nella trasformazione di un progetto da sottoporre al crowdfunding, i dati sono un elemento fondamentale. Dati perché? Perché il progetto può essere un progetto estremamente creativo, ma va provato con dei dati. La Regione quindi, nel valutare questa opportunità, si è trovata di fronte a una mancanza di informazioni dettagliate e ha iniziato a ricercare dei dati più precisi sul settore culturale del proprio territorio dal punto di vista imprenditoriale. Dalla rilevazione di questi dati si è aperto un mondo, perché si è scoperto che pur se con istanze ridotte l'impresa culturale e creativa all'epoca, dico all'epoca perché adesso causa Covid e una ricaduta un po' ritardataria delle vecchie crisi economiche ha avuto un lieve calo, però all'epoca rappresentava oltre il 10% del PIL regionale, l'indotto dal settore culturale e creativo. Quindi ha fatto sì che la regione aprisse gli occhi su un mondo
non solo di importanza diciamo culturale identitaria, ma anche di importanza economica e occupazionale molto importante. Nel fare la progettazione, oltre a produrre i dati, che è stato il primo elemento fondamentale, è stato indispensabile un'attività di affiancamento e che si riconduce a quello di prima, cioè affiancamento al territorio e ascolto delle istanze, nonché di monitoraggio di quello che era l'andamento di queste iniziative. Cosa è stato fatto per dar vita a ciò? Si è deciso, si è valutato di intervenire nel finanziamento alle imprese, con particolare riferimento all'asse 3 del POR, ovvero lo sviluppo del sistema imprenditoriale della competitività regionale. Si è fatto con 3 tipologie differenti di azioni. Da un lato si sono finanziate le nuove imprese, quindi si è cercato di assistere quei soggetti del territorio che già lavoravano, perché già operavano, però in forme diverse da quelle di impresa, per mettere un nuovo abito alla loro idea e sviluppare un progetto a lungo termine. Si è consolidato e sviluppato quanto già esisteva, quindi offrendo la possibilità anche ad alcune aziende del settore culturale e creativo che vertevano in situazioni di crisi o al contrario che erano in una situazione pronta per lo sviluppo e la diversificazione, si sono sostenute anche queste imprese. Nel corso della progettazione, della programmazione, poi i risultati estremamente positivi verificati nelle fasi di monitoraggio intermedio hanno portato a una richiesta di rimodulazione del programma operativo nel 2018 che ha fatto sviluppare una modifica del programma operativo e l'introduzione di una nuova linea di contributo a favore delle produzioni cinematografiche e audiovisive nel Veneto per favorire da un lato l'attrattività del nostro territorio, quindi a fini anche turistici ed economici, dall'altro promuovere lo sviluppo di un ramo di impresa culturale e creativa, quello della produzione audiovisiva e di tutto il comparto ad esso collegato, che rappresentava un settore ritenuto strategico. I risultati sono stati 6 bandi rivolti al settore, quindi 2 per le nuove imprese, 2 per lo sviluppo e consolidamento e 2 per l'audiovisivo, 159 imprese complessivamente sostenute, di cui vedete la ripartizione tra parentesi, ma soprattutto un investimento in termini finanziari di 18 milioni di euro, pari a circa il 10% di quello che era l'intero ammontare assegnato all'asse 3, cioè allo sviluppo imprenditoriale all'interno del POR. Questo significa che un 10% di quei fondi è stato riservato, quindi con una riserva esclusiva per le imprese di questo settore. Una svolta eclatante perché fino a prima l'impresa, pur essendo presente, l'impresa culturale nel nostro territorio, non era mai stata identificata con delle politiche o delle strategie o dei percorsi dedicati. Quindi questo, seppur in termini di azione in questa prima fase, ha rappresentato un riconoscimento vero e proprio dell'ente regionale in questo settore. E poi tra questi progetti, tra le 159 imprese, una delle cose più positive, degli effetti inattesi più interessanti, è stato quello che diverse imprese, conoscendosi, avendo avuto modo di incontrarsi in vari appuntamenti promossi dalla Regione, hanno sviluppato tra di loro delle collaborazioni, quindi si sono incontrate e integrate. E questa è una caratteristica preponderante del settore culturale e creativo perché l'innovatività intrinseca del settore, le nuove idee, i nuovi approcci, la flessibilità ha permesso facili dialoghi e facili collaborazioni. Le iniziative di cui vi ho parlato fino a questo momento si sono poi sviluppate attraverso degli interventi paralleli, diciamo complementari. Allora, innanzitutto il POR FSE, ovvero lo strumento di programmazione regionale dei fondi strutturali europei che si sviluppa attraverso attività del Fondo Sociale, quindi attività di formazione e reinserimento lavorativo.
Dopo aver visto i buoni livelli di performance dei primi bandi, dei primi 2 bandi del Porfesr, anche la FSE ha iniziato ad avviare degli interventi sperimentali, in quanto non era stato previsto a monte nel programma operativo, rivolti al settore culturale, in particolare alla cultura, interventi rivolti alla cultura come investimento, che miravano alla formazione del personale di settore nell'ambito culturale e creativo, particolarmente rivolti alla digitalizzazione e al digital web in generale. Questo perché doveva intervenire all'interno di alcune scatole predefinite del programma all'interno delle quali aveva poco spazio di manovra, però l'interesse è stato talmente forte di sperimentare l'utilità di questi strumenti, scusate, che si è provato sia con questi bandi di cultura come investimento, sia con 3 bandi distinti di atelier e botteghe aziendali, dove lo scopo non era, in realtà non diretti esclusivamente all'impresa culturale e creativa, ma prevalentemente, dove lo scopo era quello di sviluppare l'heritage d'impresa, quindi l'heritage aziendale, la cultura d'impresa, la tradizione e la storia. Allora, come vedete alcune parti qui sono sottolineate, purtroppo se fossimo stati in presenza sarebbe stato possibile presentarvele con una connessione diretta, però nelle slide, che poi sono convinta che il Comune di Vittorio Veneto inoltrerà a chi ne farà richiesta, trovate il collegamento diretto in primis alla pagina dedicata al POR FESR. Poi un'altra pagina dedicata alla selezione dei bandi, dove attraverso un sistema molto semplice di filtri è possibile individuare gli assi degli interventi di interesse e valutare i bandi, e i link al programma del POR FSE. Quindi sarà possibile, per semplificare anche l'attività di chi è meno esperto, accedere alle informazioni senza perdersi nei vari passaggi dei siti istituzionali. Un'altra iniziativa complementare a cui ha dato seguito la Regione è stata quella della partecipazione, qui vi ho scritto diretta o indiretta, ad alcuni progetti europei, come nel caso ad esempio di Stimulart. Stimulart non vede la partecipazione diretta della Regione, tuttavia collabora con la Regione, ha già collaborato il progetto in altri eventi di alcuni progetti che coinvolgono direttamente la Direzione Cultura. Oggi la Direzione Cultura non solo partecipa a questo evento, ma condivide anche un sistema di monitoraggio del territorio legato all'impresa culturale e creativa, e soprattutto scambia degli approcci diversi nella mappatura di quello che è il contesto territoriale. Ci sono vari progetti in questo momento in corso sul settore delle imprese culturali e creative. Abbiamo il progetto SMAT che è in chiusura, il progetto DIVA Artistic, di cui probabilmente vi parlerà poi la collega Franca Bandiera, i progetti Co-Create, Stimulart, come abbiamo visto, Indus CCI e molti altri, che stanno interessando ancora oggi il nostro territorio e dai quali è possibile trarre non solo delle informazioni molto importanti sullo stato dell'arte del territorio, ma anche degli interessantissimi esperimenti di progetti pilota che vedono coinvolti i partner del settore. Nell'ambito di questi progetti poi, così come nell'ambito della gestione del programma Porfesr, sono state inoltre avviate sia in fase intermedia che in fase di avvio di alcuni progetti delle mappature del territorio, perché come vi dicevo poc'anzi, i dati disponibili all'inizio di questo percorso erano veramente pochi, erano agglomerati per macrocategorie e quindi era difficile intervenire, avviare degli interventi mirati. Quindi la Regione in una prima fase ha voluto fare delle analisi proprio sui propri bandi di fondi strutturali per vedere se questi fondi, questo strumento più che altro, riusciva a colpire il target idealizzato. Abbiamo avuto delle risposte positive e delle risposte negative. Sulle risposte negative abbiamo lavorato per cercare di capire quali fossero i motivi per cui determinate imprese non partecipavano o risultavano difficili la partecipazione al bando, per riassestare nei limiti del possibile e dei paletti del programma i bandi successivi. Inoltre all'interno di alcuni progetti sono state avviate delle analisi di
territoriali. Allora, vi faccio alcuni esempi. Nell'ambito del progetto DIVA è stata avviata una mappatura gestita dall'Università UAV di Venezia sulle imprese culturali e creative di Veneto, Friuli e Slovenia. Sul progetto SMART è stato in questo momento avviato la stesura di un action plan sulla sostenibilità degli interventi di questo progetto, che coinvolge comunque il settore culturale e creativo, che saranno presto resi pubblici. Sempre nell'ambito del progetto DIVA è stata fatta un'indagine più estesa sull'impatto dei fondi del Porfesra, FSE e di altre iniziative in genere, come hanno impattato sul sistema culturale e creativo del Veneto. Quindi sono state colte delle opportunità esterne complementari date dalla progettualità internazionale per raccogliere dati, esperienze e suggestioni e stimoli sullo sviluppo del nostro territorio. Un altro strumento messo in campo con fondi europei per la progettazione e lo sviluppo del settore dell'impresa culturale e creativa è dato dai progetti di cooperazione territoriale, cosiddetti anche Interreg, ovvero dei programmi in cui operano almeno 2 stati per raggiungere degli scopi comuni, delle sfide comuni legate all'area territoriale e non a limitati territori limitati per sfera amministrativa. Vediamo quindi dei programmi di cooperazione trasfrontaliera. Io vi ho elencato per informazione quelli che toccano il Veneto, che riguardano il Veneto. Abbiamo dei programmi di cooperazione trasfrontaliera che sono duali con 2 paesi, abbiamo con l'Austria, con la Croazia e con la Slovenia. Abbiamo dei programmi che riguardano aree più ampie, il Central Europe che finanzia, ve l'ho evidenziato in verde il colore di Stimularte, l'Alpine Space, l'Interreg Med e l'Adrio e l'Interreg Europe. All'interno di questi programmi esistono poi delle linee di finanziamento che danno la possibilità di candidare progetti europei con partenariato internazionale ai bandi. Spesso, tuttavia, non è facile trovare dei bandi dedicati esplicitamente al settore dell'impresa culturale e creativa. Non è stato almeno facile in questa programmazione. Non tutti i programmi prevedevano questo tipo di interventi, tuttavia la risposta che ha saputo dare il territorio veneto all'esigenza di sviluppare questo tipo di progettualità è stata evidente. Quella che vedete in questo grafico è l'illustrazione dell'analisi fatta su testi di 71 progetti complessivi, di cui 51 di cooperazione territoriale europea. Vi invito a non tenere conto di questa nuvola rossa che riguarda quasi completamente ed esplicitamente il programma Creative Europe, che è un programma a finanziamento diretto, ma queste 3 nuvole di colore azzurro, verde e blu. Queste 3 nuvole rappresentano la concentrazione tematica dei progetti finanziati in con almeno un partner veneto nei programmi di cooperazione territoriale europea. Come potete vedere, nonostante quello che vi ho detto poc'anzi, ovvero che non vi è un'esplicita apertura all'impresa culturale e creativa nella maggior parte dei programmi di cooperazione territoriale europea, non in tutti ma nella maggior parte, il 27% dei progetti finanziati in questo settennio ha a che fare con le tematiche dell'innovazione e delle imprese culturali e creative. Questo significa che il territorio ha dato un'indicazione estremamente chiara di quelle che sono le sue necessità di sviluppo e di investimento. Vi ho rilevato anche che un altro 20%, ovvero la nuvola verde, mira alla valorizzazione ma con particolari ed evidenti richiami alla sfera turistica, quindi un'altra sfera economica che spesso è sovrapposta o direttamente collegata con quella culturale. Lo vediamo anche a livello nazionale e tra un po' lo vedremo anche a livello comunitario. L'ultimo punto che volevo sviluppare con voi a livello di informazione su quelle che sono le opzioni del territorio è quello dei programmi a gestione diretta. Non è questa una lezione di progettazione europea, non lo vuole essere, ma vuole essere solo un'infarinatura di quelli che sono i contenuti di interesse. Ci sono diversi programmi europei che trattano il tema dell'impresa culturale.
Ci sono programmi esplicitamente destinati alla cultura come Creative Europe. Ci sono programmi destinati alla cittadinanza che finanziano progettualità più piccole come dimensione, ma che possono intervenire lavorando sull'identità europea e che quindi possono coinvolgere e valorizzare in un certo qual modo, seppur indiretto, quello che è il contributo anche dell'impresa nello sviluppo dell'identità e della storia europea. Ci sono programmi di scambio, scambio che non è solo scambio studentesco, è anche scambio di imprenditori, di operatori, di funzionari pubblici per il reciproco apprendimento e che potrebbe portare con sé delle tematiche legate al settore. Ci sono programmi come il COSME invece che sono destinati direttamente alla piccola e media impresa europea senza distinzione di settore. O programmi di ricerca dove si può parlare di ricerca applicata anche in tema di cultura. In particolare con la nuova programmazione vedremo poi come soprattutto la ricerca stia strizzando parecchio l'occhio all'impresa culturale e creativa quale settore strategico. Quando avrete la possibilità di avere le slide, le connessioni che vi ho fatto sono di 2 tipi. La prima parola vi rimanda al sito diretto del programma di riferimento. La seconda parola vi rimanda al link del desk italiano. Infatti, saltando un attimo come funzionano, ma anticipando come conoscerli, i fondi europei a gestione diretta si possono studiare, imparare, conoscere sia a livello europeo, accedendo direttamente alla pagina internet del programma, che a livello nazionale e locale. A livello nazionale grazie a dei desk che ogni programma ha a livello nazionale, che hanno lo scopo esplicito di sostenere l'informazione e sostenere la progettazione dei territori, dei partner nazionali alla partecipazione a questi progetti, ma anche a livello locale promuovendo proprio degli interventi di informazione e comunicazione locali e dando la disponibilità comunque a spiegare, introdurre qualora richiesto, soprattutto per le pubbliche amministrazioni. E poi all'interno di ciascun programma, dei siti di ciascun programma della Commissione europea, è possibile trovare anche le banche dati dei progetti precedenti, che potrebbero essere un utilissimo strumento per capire se una propria idea, un proprio progetto si allinea o meno con quelli che sono gli obiettivi del programma. Vedere se le esperienze passate possono essere di aiuto per perfezionare e riassestare la nostra idea. Ed è questa questione della trasparenza è ben sentita dalla Commissione che mette tutti questi dati in open source. Questo tipo di programmi, a differenza di quelli di cooperazione territoriale europea che abbiamo visto prima, che finanziano ad oggi di media l'85% del progetto, per l'Italia il 100%, questi finanziamenti ciascuno di loro ha una gestione strettamente legata al regolamento di approvazione del programma. Possiamo avere dei programmi che finanziano il 50% dell'attività, fino a programmi che finanziano l'80, a volte anche il 100% come l'Horizon. Possono trattare contributi più ampi o contributi più piccoli. La cosa fondamentale è che è importante conoscerli, sapere che esistono per valutare l'opportunità di utilizzarli e soprattutto di sviluppare attraverso questi strumenti delle reti internazionali. Sono un'occasione di confronto perché probabilmente, anzi noi l'abbiamo visto in prima persona, spesso succede che un'idea per noi innovativa è un'idea già applicata in qualche altro paese, ma soprattutto è un'idea che è già applicata a volte in positivo, a volte in negativo. Quindi ci aiutano ad evitare i rischi fin dalla partenza, ci aiutano a guardarci con gli occhi di qualcun altro, quindi a correggere i nostri errori e ci aiutano soprattutto a, aprire la mente e sviluppare uno scambio non solo di informazioni, di progettualità, ma anche di esperienze. Guardate, vi lascio altre 2 parole, se Valentina è d'accordo, sulla nuova programmazione, proprio un accenno, perché, come avete visto la programmazione attuale è dal 2014-2020, quindi è sostanzialmente in chiusura. Pochi bandi ancora residuali, o sperimentali vengono lanciati in questi ultimi mesi, ma, già a partire dalla primavera saranno in elaborazione i nuovi programmi operativi e si partirà, speriamo entro un anno, con i nuovi bandi.
La nuova programmazione pone una sostanziale novità, ovvero va a razionalizzare quelli che erano gli 11 obiettivi tematici, ovvero le 11 priorità tematiche definite nella programmazione 14-20 in soli 5 obiettivi. Questi 5 obiettivi sono abbastanza ampi, però altrettanto settoriali. Abbiamo innovazione e trasformazione economica smart, dove ovviamente l'impresa culturale entra a pie pari e a pieno titolo. La transizione energetica, la decarbonizzazione, la promozione dell'economia circolare e la mobilità connettiva sono 2 obiettivi che non riguardano direttamente il settore di cui parliamo oggi, dove però un contributo dell'impresa culturale e creativa non è prioritariamente escluso. Abbiamo un'attenzione e per contro abbiamo un'attenzione ai temi sociali e ai temi dei cittadini e della sussidiarietà. Queste tematiche risultano particolarmente strane lì dove non ne esplicitano in alcun modo il ruolo della cultura. Grazie alle imprese culturali e creative possiamo senza ombra di dubbio dare un ruolo e una posizione al settore all'interno del primo obiettivo, cioè dell'innovazione e la trasformazione economica smart. Ma va rilevato che dall'esperienza analizzata per quanto riguarda il contesto veneto, il quarto e il quinto obiettivo, ovvero l'attenzione ai temi sociali e alla vicinanza ai cittadini e alla sussidiarietà, hanno dimostrato essere tematiche molto sviluppate a livello diffuso, seppur su piccola scala, attraverso i programmi a gestione diretta nella precedente programmazione. Quindi anche qua il Veneto può fare molto capitalizzando le proprie esperienze, ma soprattutto l'impresa culturale e creativa può fare da connettore con i vari comparti, con i vari settori, in primis quello del sociale. Ci sono novità anche sui programmi a gestione diretta. Io ve ne ho evidenziata una, ad esempio quella del programma Central Europe Creative Europe, scusatemi. Accanto ai 2 subprogrammi, cultura e media, compare innanzitutto un subprogramma dedicato agli interventi, transettoriali, in primis l'accesso ai finanziamenti per l'impresa culturale e creativa, uno dei problemi, diciamo, più rilevati in questi anni da parte di tutti i soggetti con cui abbiamo avuto modo di parlare, ovvero la difficoltà ad accedere ai finanziamenti e al credito. Inoltre, il subprogramma Cultura inserisce al suo interno dei nuovi ambiti tematici che si affiancano alle arti performative, alla mobilità di artisti e di opere, legati al design, alla moda e al turismo. Quindi settori esplicitamente e già economici che trovano un riconoscimento esplicito dentro un programma rivolto alla cultura. Poi abbiamo anche altri casi, io qua vi ho citato il Creative Europe, però ad esempio Horizon, come vi dicevo prima, che strizza l'occhio all'impresa culturale e creativa, lancerà nel 2022 una Knowledge Innovation Community sulle imprese culturali e creative, perché vede nel settore culturale e creativo un settore che facilmente riesce a supportare le sfide economiche per la sua struttura flessibile e predisposizione naturale all'innovazione. Quindi bisogna stare molto attenti perché se, come è successo a noi 7 anni fa, in un primo momento sembra di vedere molte porte chiuse, in realtà a fronte di una porta chiusa potrebbero essere 100 finestre aperte. Quindi un'analisi in questa fase di lavoro ridotto, forzatamente a distanza, iniziare a valutare, pensare il taglio che si vuole dare alla propria attività, le opportunità in un modo diverso, quindi adattate a quelli che sono le scatole, le cornici entro cui andiamo ad agire, potrebbe essere un'ottimizzazione del proprio tempo. Io vi ho lasciato qui i miei riferimenti della mia struttura, vedete 2 siti web, questo volevo rilevarvelo. Uno è il sito istituzionale della Regione del Veneto, quello storico, che troverete poi linkato anche alle varie pagine legate al Parfes, Por FSE, e un altro è il nuovo sito Cultura Veneto, che è un portale lanciato quest'anno che raccoglie tutte le iniziative del Veneto in rete anche con gli istituti e gli enti culturali del territorio, e all'interno del quale potete trovare degli aggiornamenti su quelle che sono le politiche, ma soprattutto gli interventi prossimi a finanziamento della Regione del Veneto. Un'ultima cosa per chiudere,
Ho detto all'inizio che si è partiti prima con gli interventi senza avere un quadro strategico ben definito. Nel 2019 è stata approvata, dopo anni di discussione, una legge, la cosiddetta legge unica sulla cultura, che raggruppa alcune leggi precedentemente realizzate nel corso di questi anni, settoriali per vari ambiti culturali, e è stata approvata in un momento particolarmente propizio perché, rispetto a tutte le precedenti bozze, nella legge approvata compare un articolo dedicato alle imprese culturali e creative del Veneto, con una esplicita volontà di dar vita a politiche e strumenti di sostegno per questo settore. Quindi diciamo che la svolta può definirsi completata, adesso siamo in salita, ma una salita comunque con buone prospettive.